Penso che possiamo essere molto contenti di questa sesta edizione di Israel. È un'edizione che si è fatta in corsa quasi, verrebbe da dire, per vari motivi. Una perché quella precedente a dicembre ha avuto luogo appunto solo 5 mesi prima, in una maniera completamente diversa, visto che tutti i film in programma sono stati messi in diffusione online. Abbiamo atteso e sperato fino all'ultimo di poter realizzare una nuova edizione del festival in presenza e siamo stati fortunati perché appunto la Sardegna è diventata gialla poco prima, addirittura il coprifuoco è stato fatto slittare di un'ora, quindi abbiamo capito che avremmo potuto fare un festival con un pubblico e con i film sullo schermo. Questo lo dico perché sono due cose ben diverse. Fare un festival online vuol dire fare una rassegna di film. Fare un festival in presenza vuol dire fare un festival, perché il festival esiste nel momento in cui intorno al film e alla programmazione si crea una comunità, si crea una condivisione di un'esperienza. L'esperienza non può essere virtuale nel caso di una manifestazione come questa. L'afflusso credo ci dà grande soddisfazione, forse c'è ancora chi ha paura chiaramente di entrare in sala, di sedersi accanto a un'altra persona, anche se sono state rispettate sia al TEN che all'auditorium tutte le chiaramente regole imposte dai protocolli governativi, la sanificazione della sala, viene presa la temperatura all'ingresso, però anche da feedback così personali abbiamo saputo che insomma qualche persona non si è sentita di chiudersi dentro una sala cinematografica. Ma in ogni caso i numeri sono buoni, abbiamo avuto una serata d'apertura di grande successo e naturalmente anche le altre giornate sono andate molto bene. Siamo consapevoli di aver strutturato il programma in una maniera tale per cui la mattina, siamo anche in una settimana lavorativa, c'è meno gente, piano piano durante il pomeriggio la sala si riempie e la sera arriviamo quasi al massimo della capienza, quindi siamo soddisfatti. Da un punto di vista della programmazione siamo andati sempre nella direzione che contraddistingue questo festival, che credo faccia delle scelte abbastanza radicali, cerca di ottemperare a una radice forte che è quella etnografica, dal momento che siamo pur sempre un festival che nasce come emanazione dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico, e quindi cerchiamo dei film che in sé si facciano sempre racconto di un luogo, di una comunità, di un popolo, di un uso, di un rito, di una trasformazione anche verso una modernità sempre più complessa. Ecco. Partendo da questo cerchiamo film che siano anche tutti diversi, opere molto differenti, in modo che si riesca a raccontare anche la varietà del linguaggio documentario e anche tutta la sua ambiguità, se vogliamo, nell'essere qualcosa che rispecchia una verità che non è mai tale fino in fondo. E infine privilegiamo le opere degli autori e delle autrici più giovani. Questi sono le tre linee guida che ci muovono, la matrice etnografica, la varietà degli stili e diciamo una ricerca di nuove voci. Ecco. Intorno abbiamo messo a corredo di questa competizione di 10 titoli 2 rassegne importanti, questa dedicata a Luigi Di Gianni, che si è appena conclusa, che credo sia stata una rivelazione per tanti che non avevano mai avuto modo di conoscere o di vedere su grande schermo il lavoro di questo maestro del cinema documentario, e per il quale il termine documentario è assolutamente restrittivo, così come la rassegna Essere Donne, le esploratrici del cinema, che è un lungo viaggio che va a concludersi domenica nella giornata finale del festival, attraversando mezzo secolo di cinema con le donne dietro la macchina da presa e appunto mostrandoci la sua ultima propagine, per così dire, con 4 giovanissime autrici che nella mattina di domenica ci presenteranno i loro film. Il festival è, come dire, pensato in omaggio a Cecilia Mangini, scomparsa questo gennaio, e chiaramente vive anche sotto l'egida di Grazia Deledda, di cui ricorrono i 150 anni dalla nascita. Queste due figure la attraversano in pieno, e nella giornata finale, subito prima della cerimonia di premiazione, vedremo 2 film che sono dedicati proprio alla figura di Grazia Deledda, cercando Grazia
di Maria Grazia Perria, Grazie a Deledda della Rivoluzionaria di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli. Quindi chiuderemo con un pensiero proprio a queste due donne così importanti per la nostra storia. Il festival poi con la cerimonia di premiazione in cui la giuria principale assegnerà i primi due premi e la giuria giovani il terzo, e infine siamo felicissimi anche di concludere a tutti gli effetti al TEN il festival e la sua programmazione con il ritorno di una coppia di cineasti che abbiamo portato qua qualche anno fa per mostrare tutta la loro opera, cioè Martina Parenti e Massimo Danolfi, con il loro ultimo film Guerra e Pace, che è stato presentato al Festival di Venezia lo scorso settembre, che sarà qui a Nuoro per una prima regionale che poi proseguirà verso Cagliari e Sassari. Quindi direi un'edizione molto ricca, molto nutrita, a cui il pubblico ha risposto bene. Come hanno detto in tanti, speriamo che la prossima, non solo si possa fare, ma si possa fare senza le mascherine e con una capienza delle sale pienamente rispettata. Ecco.